Dopo l'abolizione dei vitalizi, addio anche all'assegno di fine mandato per i consiglieri regionali del Veneto. Almeno nelle intenzioni del presidente della Commissione Affari Istituzionali Marino Finozzi, da mesi segretamente al lavoro su una nuova proposta di tagli alle prebende riservate agli inquilini di Palazzo Ferrofini. Oltre alla buona uscita, i consiglieri si ritroverebbero senza la parte gestita dalla Regione del Fondo di Previdenza Complementare, che garantisce a chiunque completi una legislatura una pensione aggiuntiva tra gli 800 e i 1000 euro al compimento dei 65 anni. Il provvedimento, fortemente voluto dal governatore Luca Zaia, non è ancora nella sua forma definitiva e andrà discusso in commissione con tutte le forze politiche. Più di qualcuno avrebbe già espresso qualche mugugno, soprattutto tra i consiglieri di prima nomina, che contrariamente ai loro predecessori delle scorse legislature non prenderanno il famigerato vitalizio. In più occasioni è stato tentato di mettere mano ai vecchi vitalizi, ma quando si parla di un diritto acquisito si fa fatica ad intervenire in maniera decisiva, mentre quello che noi possiamo decidere autonomamente in maniera chiara è quello che si può fare in futuro. E questa legislatura dovrà fare i conti appunto con questa proposta. Io spero di arrivare quanto prima a una definizione precisa del progetto di legge. Questa proposta è solo un contentino, sostengono dal Movimento 5 Stelle. Parliamo di un piccolo taglio di 7 milioni a fronte dei 90 previsti dal nostro progetto di legge. Stipendi, ricordiamolo, da 8.500 euro netti al mese, chiediamo che vengano completamente tagliati, chiediamo che tutti gli odiosi privilegi vengano aboliti per risparmiare quasi 90 milioni di euro in una legislatura, contro invece poco più di 5 che vorrebbe far fare la Lega. Noi ancora su questo diciamo non ci fermiamo, non voteremo queste piccole cose se invece non inizieremo a parlare di veri tagli e non di queste piccolezze.